Quinta corsa, premio Rounds, cavalli di 4 anni a 2060, Grace dei Veltri, Amiacciac SM e Anni dei Daltri. A 2080 Attalo, Africa Jet e Adam Kirby Cole, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. Veloce Grace dei Veltri. All'esterno Anni dei Daltri che cerca di scavarsi il posto alla corda davanti a Amiacciac SM. Poi Adam Kirby Cole che è subito lì quarto alla corda davanti a Attalo e Africa Jet. Sestetto in fila indiana. Ormai i penalizzati hanno già ricucito il gap. 200 metri in 16, primo passaggio davanti alle tribune, Grace dei Veltri con Roberto Vecchione, davanti a Anni dei Daltri, Amiacciac SM, poi Adam Kirby Cole, Attalo e Africa Jet, 600 in 31,2. Ritmo costante da parte della francese, la figlia di Voltigeur de Mirt della scuderia Stebe, che arriva ai 600 metri in 46,7 davanti a Anni dei Daltri e Amiacciac SM. Per il momento Antonio Di Nardo staziona in quarta posizione con Adam Kirby Cole, situazione che non muta e il primo giro va via in 1,17 con un 15 di là. Si avvicina al compimento del primo chilometro la femmina di Roberto Vecchione. Arriviamo al chilometro passato in 1,17,3. Intanto lascia la corda Adam Kirby Cole, ora avanza Antonio Di Nardo che si trascina Attalo che ha preso la via del largo, poi Africa Jet che serra sotto. Il ritmo è sempre sollecito però da parte di Grace dei Veltri, ancora un 14,9 qui di fronte alle tribune. Cerca di avanzare Adam Kirby Cole, ma la risalita non è facile. Numero 2, Amiacciac SM, squalificato. Tanto cerca di perseverare anche Attalo, curva passata in 14,8. La fa pesare Roberto Vecchione a Adam Kirby Cole, poi Anni dei Daltri che soffre un pochino sul parziale, ne approfitta Attalo per avanzare al largo. Intanto Grace dei Veltri sta tenendo testa a Adam Kirby Cole, la sua si fa però una pressione sempre più costante, si avvicina Attalo che ora si butta alla corda, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, all'esterno Adam Kirby Cole su Grace dei Veltri, poi Attalo, retta d'arrivo con Grace dei Veltri che cerca di difendersi, ma Adam Kirby Cole sempre a prevalere, si butta di dentro Attalo, ultimi 50 metri, Adam Kirby Cole viene a vincere su Grace dei Veltri, Attalo e Africa Jet. Ancora 34 a chiudere, 14,9 la retta d'arrivo, la vittoria con percorso esterno per Adam Kirby Cole, Antonio Di Nardo al doppio in giornata. Training sempre quello di Gennaro Casillo, stavolta per il signor Pierluigi Giannoni. Ha opposto ottima resistenza però Grace dei Veltri che riesce ancora soffrendo ma a difendere il secondo posto dalla spunto interno di Attalo che può essere soltanto terzo, mentre all'esterno è vicina anche Africa Jet, la quota in chiusura da favorito netto per Adam Kirby Cole 1,12.